Ingegner Sergio Grego, dunque le chiedo semplicemente se ci può spiegare ai nostri telespettatori cos'è questa litoranea veneta. Sì, la litoranea veneta è una infrastruttura idraulica costruita addirittura dai veneziani nel 1400 che percorre tutta la costa da Venezia a Trieste, diciamo attraverso le lagune di Marano, di Caorle e le altre, a 3 km di distanza. Quando noi andiamo alle spiagge attraversiamo sempre dei ponti molto alti, sotto c'è questa litoranea veneta che è diventata un'infrastruttura con delle arginature attualmente che serve, non lo sa nessuno, ma è la nostra difesa a mare. La difesa a mare di un territorio che sappiamo essere tutto sotto il livello del mare, quello del Veneto orientale. E quindi alzare gli argini di quella via d'acqua è importantissimo per la salvaguardia idraulica del territorio retrostante, alla luce di questi cambiamenti climatici e anche innalzamenti dei livelli, l'Adriatico si sta alzando. E quindi noi abbiamo già previsto di intervenire per alzarla, ma non vogliamo solo risolvere un problema o affrontare un problema in anticipo anche. Vogliamo vestirlo di una qualità ambientale, ecologica, turistica, paesaggistica, quindi faremo le piste ciclabili sulla sommità, faremo corridoi ecologici, diventerà una via di navigazione lenta, quindi per un turismo fluviale molto con le houseboat e cose così. La ringrazio, buon lavoro. Grazie a lei, buonasera. Allora, qui con noi Daniele Marcassa, dunque un'associazione che si è interessata a questo argomento, come mai? Viviamo la nostra terra, quella del Basso Piave, una terra di bonifica che offre però per il futuro prossimo grandi opportunità dal punto di vista turistico ma anche culturale. Sono le terre che poi sono state raccontate anche da Ernest Hemingway, da Giovanni Comisso, da Goffredo Parise e da Giacomo Noventa, che è un nostro vicino illustre. Abbiamo messo insieme questi 30 amici che un tempo organizzavano grandi eventi nel San Donatese. Festeggiamo i nostri 30 anni, gruppo 96 2026. Abbiamo avuto un bel rapporto con il Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale e abbiamo deciso di fare questa cosa unitamente, insieme, in primis per promuovere la cultura e in secondo luogo per raccontare questa straordinaria storia della litoranea veneta. Quindi una via fluviale e canalizzata, un tempo utilizzata dalla Serenissima Repubblica di Venezia, che congiunge tantissime realtà litoranee nell'entroterra, partendo da Venezia fino a Grado, addirittura Trieste. Si parla di 120 km, ma anche di più. Quindi il nostro obiettivo è di raccontare il più possibile alla gente che c'è questa novità, questa opportunità che serve a salvare il litorale da eventuali future inondazioni, ma soprattutto di promuovere un territorio che gode meno di grandi opportunità storiche e culturali, ma che è vivo e che respira, che vuole esserci. È la pianura veneta, è il Basso Piave.